Non sono parti di un manufatto in disuso, ma i pilastri di un ponte che ogni giorno sopporta il passaggio di migliaia di veicoli. È il ponte sul Soligo, a Sernaglia, nella frazione di Sant'Anna, e dopo molteplici segnalazioni da oggi dovrebbe, condizionale d'obbligo, essere attivo il divieto di transito per i veicoli oltre le 44 tonnellate. Ma come vediamo non è così, come ci ha fatto notare anche chi da mesi denuncia lo stato di degrado del ponte, per il quale ci sarebbe già un piano di intervento. So che ci dovrebbe essere un progetto alla provincia, però non viene fatto perché dicono che non hanno fondi. Però noi imprenditori paghiamo sempre. Oggi con il cartello del limite di peso è arrivata anche una squadra che ha iniziato la manutenzione del ponte. La manutenzione che stanno facendo adesso è quasi ridicola, voglio dire, non serve a niente, un po' di stucco, la stessa cosa che è stato fatto per il ponte della Priula, che è promesso il ponte nuovo eccetera, però intanto hanno speso 1 milione di euro per far vedere che sembra bello, piturato, però sotto in realtà se viene una piena, come se venisse una piena qui alluvionale, sarebbe veramente un disastro. Un limite di peso che impone percorsi molto più lunghi e tortuosi da e per il quartiere del Piave, spese che andranno a gravare nei bilanci delle aziende già sotto pressione per la crisi. Ringrazio Muraro che ha mandato subito gli uomini per fare una piccola manutenzione, però qui noi aspettiamo che il ponte sia rifatto al più presto e che sia sicuro, perché qui le nostre imprese devono transitare da sud a nord e dalle varie zone che arrivano qui, circa oltre 500, dai 500 ai 1000 camion, rimorchi o bilici al giorno.